tiepido sole, una tregua dal temibile vento di maestrale, una spruzzata di contagioso entusiasmo. Sono gli ingredienti della prima tappa del Giro Sardegna 2024, l'evento ciclistico amatoriale a tappe di scena da oggi e sino a venerdì sulle strade di Orosei. La prima fatica della lunga settimana di gare organizzata dalla ASD Maremonti di Tonino Scarpitti non ha lesinato sorprese. Il più delle volte decisiva per il successo finale ha visto gli oltre 500 corridori al via cimentarsi nei 120,3 km per il medio giro e nei 138,8 del Gran Giro della Mediofondo Sardegna-Monte Albo. Cambia lo scenario, ma la magia, io mi sento di dire, aumenta. Speriamo. Intanto abbiamo avuto la bella sorpresa di questo sole, niente vento. Per il resto i ciclisti sono aumentati, il giro è ancora più funzionale. Una settimana e alla fine sapremo se quest'anno è stato migliore dell'anno scorso. Tanta qualità, ma soprattutto una grande novità. Il gravel, ci hai raccontato, sono stato a Biderosa, questo scenario se lo meritano tutti. Assolutamente, l'ho scoperta quasi per caso, in verità non la conoscevo e poi ho detto devo portare tutti qua, però era sterrato, allora ho dovuto, non dico inventare il gravel, l'hanno già inventato in California, ma metterlo nel Giro Sardegna. Anche questo lo sapremo giovedì sera se va bene. Sono numeri incredibili, parliamo un po' della prima tappa, Sardegna-Monte Albo, 120 km per il medio, addirittura di più per il Gran Giro, ci racconti un po'? È la tappa più lunga e più difficile, però la facciamo quasi sempre perché anche questa è molto bella. Sarà una lunghissima salita dove si farà la differenza e poi si arriverà al traguardo dopo 120 o 140 km per fare la volata, ma difficilmente si arriverà in gruppo. È difficile chiederlo, però 18 nazioni coinvolte, c'è l'americana che ha fatto ormai la storia delle ultime edizioni, che sensazioni hai in termini di vittorie finali? Allora, intanto non sono più 18, erano 18, se ne sono aggiunte delle altre, tra cui un ucraino, che dico questo invece di fare anche Egitto abbiamo sentito. Anche Egitto, e c'è un colombiano, una cosa del genere. L'americana non so se vincerà perché ce ne sono un altro paio forti che vengono dall'estero. Lo sapremo dopo questa tappa. Lei c'è ed è fortissima e dice che, come tutti i ciclisti, che non è molto in forma, ma sarà allenatissima. È molto emozionante essere qua oggi, essere la capitale del ciclismo per questa settimana per Orosei è molto importante. Io vi do il mio benvenuto a nome mio e di tutta la cittadinanza, ringrazio gli organizzatori, il signor Tonino Scarpitti, l'associazione Maremonti, la Federazione Ciclistica Italiana e naturalmente il Comitato Regionale. Vi auguro un in bocca al lupo, grazie a tutti. Partito puntuale alle 9 del mattino dallo spazio antistante il Club Hotel Marina Beach, quartier generale della competizione, il gruppo ha proseguito compatto, a dir la verità solo per pochi chilometri, quelli necessari a superare l'abitato di Orosei. Già dopo la prima discesa di giornata a diventare protagonisti sono infatti piccoli gruppi di corridori. Giunti al bivio che segna la divisione tra Gran Giro e Medio Giro dopo circa 30 km di confronto, sono una trentina di partecipanti a segnare il passo, appena rallentato da un gregge di pecore di passaggio sul tracciato di gara. La prima vera salita di tappa inizia poi presto. A fare selezione Roberto Mura, della CC Acido Lattico, scandisce le pedalate degli inseguitori, tutti a ruota per i successivi 20 km. Con lui il compagno di squadra Antonio Addis, Luca Cingi e Fabrizio Amerighi. Col passare dei chilometri a impreziosire lo scenario sono le strade di pianura.
pianura, in particolare quella che costeggia la più nota SS 131 e teatro del confronto tra Cingi Amerighi, del poliziotto siciliano Dimitri Calabrese, e del francese Cyril Ravebois. Il quartetto pedala fortissimo, conquistando oltre 40 secondi di vantaggio dagli inseguitori. La salita verso il valico di Monte Albo è lunga e insidiosa, al punto che alla fine della battaglia cambiano tutti i protagonisti. La testa della corsa è ora composta dei due portacolori della TCT, Luca Boschini e Daniel Pellegrinelli, che con Matteo Fontanelli e Marco Arnaudo dimostrano di volersi giocare la contesa. Stessi equilibri anche all'ingresso di Lula, non c'è però da distrarsi perché dietro è di guardia un altro quartetto deciso a cogliere ogni errore avversario. La Chance fa subito capolino, una lettura errata della segnaletica porta poco dopo infatti i fuggitivi a perdere terreno. Gli inseguitori limano lo svantaggio, ne viene fuori una corsa a 8 sin quasi all'ultimo chilometro. Il colpo di coda finale però è scritto, la volata diventa una cosa a due tra Boschini e Fontanelli. Il cronometro premia di un soffio il portacolori della TCT, fino a ieri mai stato al Giro Sardegna. Anche per Fontanelli si tratta di un battesimo nella corsa isolana. A sentire le dichiarazioni però entrambi vogliono provare a fare qualcosa di importante al Giro. Sì, è andata bene la prima tappa del Giro, pensavamo di fare un buon risultato, siamo venuti qua per divertirci in prima cosa, dopo il risultato è venuto come vittoria, tutto in più diciamo, ecco. Raccontaci un po' le sensazioni, 120 km, c'era un po' di tutto, una salita piuttosto impegnativa, lì un po' hai fatto la differenza. Sì, sulla salita quella lunga di 15 km siamo scollinati in 4. Poi in fondo alla discesa nel primo pezzo di pianura sono rientrati altri 4 e abbiamo tirato regolari e poi ce la siamo giocata più che altro sul 5 km di arrivo dove c'era lo strappettino finale. E lì siamo riusciti a prendere qualche metro di vantaggio in 2, abbiamo tenuto quel vantaggio fino agli ultimi metri dell'arrivo dove poi abbiamo fatto la volata e è andata bene. Storicamente la prima tappa è quella un po' che decide il Giro. Che ambizioni avete come team? Siete piuttosto agguerriti? Ma siamo qua per divertirsi come ho detto, poi ovviamente adesso si punta ovviamente a fare il meglio che si può, poi quello che viene, l'importante è divertirsi, è buono. Però per chi ci seguirà da qui sino a venerdì, le tue caratteristiche? Ma una tappa come oggi andava bene, un po' lunga rispetto a come mi alleno, però è andata tutto bene. La crono per domani? La crono forse sarà un po' dura perché ci sono tanti passisti, si cercherà di andare a tutta 20 km. Gran bella volata anche nel Gran Giro, dove il successo è andato a Gianluca Raimondi in 3 ore 41 primi e 24 secondi davanti a Enrico Filippi, staccato di appena 494 millesimi, e Luca Chiesa, terzo con 4,97 millesimi di ritardo. Solo confermi infine nelle gare femminili. Che sia ancora una volta un Giro all'insegna di Payne Antigone lo si comprende dal primo cronometro. L'americana, già vincitrice dell'edizione 2023, ha chiuso il medio Giro in 3 ore 29 primi e 03 secondi davanti a Chiara Breda, in ritardo di ben 17 primi e 53, e Paola Giampreti più 20 primi e 39. Vecchia conoscenza anche nel Gran Giro femminile. Oggi il successo della infaticabile Annalisa Prato con 11 primi di vantaggio da Mara Manfredi, in 4 ore 11 primi e 7 secondi, suona già come una sentenza e lei la prima già certa papabile per un nuovo prezioso successo finale. Un gradito ritorno già nel segno della continuità, vinci in maniera prepotente sin da subito. Sì, è sempre bello tornare qua al Giro di Sardegna, è già da diversi anni che torno ogni volta, sia per ritrovare le persone che si sono conosciute che perché il clima che si respira qua in Sardegna non si respira da nessun'altra parte in questa settimana. Allora, la tappa di oggi 136 km, tantissimi, tra l'altro hai avuto una piccola caduta all'inizio, non per colpa tua? Sì, c'è stata prima della prima salita un piccolo intoppo, sono caduti proprio davanti a me, non ho potuto evitarla, però non mi sono fatta niente, giusto il tempo di sistemare il cambio, ripartire. Soltanto che così si perde il gruppo e qua in Sardegna perdere il gruppo col vento è sempre non tanto carino, soprattutto quando sei piccolino come me. Eppure 11 minuti di vantaggio, è un distacco davvero importante. Sono stata relativamente nella sfortuna fortunata perché ho trovato un altro ciclista, anche lui caduto, e ci siamo dati una mano, alla fine in 3 siamo riusciti ad arrivare, ma è stata veramente lunga come tappa. Se ti chiedo le ambizioni, che mi dici? Cerchiamo di difendere la maglia, anche se domani non è esattamente il mio terreno, però ogni giorno è un nuovo giorno e si lotta fino alla fine. È andata bene, sì, quest'anno ho provato a misurarmi nel lungo,
sapendo che comunque magari non avevo l'allenamento per il lungo, però ho deciso di provarci, la prima tappa è andata bene, hanno scollinato in 4 sulla salita lunga, io ero nel secondo gruppettino, siamo riusciti a rientrare e in volata sapevo di avere buone carte. La prima tappa in genere è quella che un po' decide tutto, ma qui ci sono centesimi di secondo, anzi millesimi di differenza. Sì, siamo arrivati in un gruppetto di 9, quindi praticamente tutti con lo stesso tempo. Sono contento di aver vinto oggi, però è chiaro che insomma, per la classifica è tutto aperto. Che ambizioni hai su questa edizione? Ma ti dico, non so neanch'io, soprattutto sulle distanze, come potrò fare, cioè se riuscirò a tenere. Adesso vedo un po' giorno per giorno, ho la maglia e quindi cercherò di difenderla. Le conferme del Giro Sardegna 2024 soprattutto dicono Pine Antigone. Grazie, grazie. 17 minuti di vantaggio. E sì, come dico sempre, ho il miglior gregario. Com'è andata? È andata molto bene, è stata una tappa lunga, difficile la salita, ma abbiamo fatto il massimo e Mish, mio gregario, è stato impeccabile. 17 minuti cosa significano in una gara di 6 tappe? Sono tanti, ma come tu sai con gli uomini si va e così. Qual è il segreto? Metterti in corsa con gli uomini? Con gli uomini sì, e stare e dare il massimo questo primo giorno per fare la differenza, per poter andare un po' più piano dopo.